si sfidano al Palavalle di Valle Noncello a Pordenone, il Maccamprata e il Mestre Fenice. Due obiettivi totalmente diversi. Il Maccamprata vuole scalare ancora le posizioni alte della classifica, il Mestre Fenice invece cerca di togliersi dalle zone calde. Questa sfida inizia ora. Maccamprata Mestre Fenice. Prova Vailati, cerca la soluzione larga, prova il tiro in mezzo, una deviazione e il Mestre Fenice avanti quando siamo a 3 minuti e 09 di gioco. Martinez a cercare dentro Grigolon, Zanotto riesce addirittura a tenerla lì. Galliani riesce a guadagnarsi una rimessa in attacco e poi Bui con il mancino, un bolide che fulmina la difesa, ma soprattutto porta due volte avanti il Mestre Fenice. La rimessa battuta velocemente da Galliani, poi il mancino, una bordata di Bui. Va via Ruzzene molto bene sulla destra, poi cerca il centro del parquet, il pallone rimane lì, Galliani ancora, Ruzzene la respinta della retroguardia del Maccamprata. Il centro del parquet, già ripartito il Mestre Fenice con Ruzzene, il sinistro, questa volta Verdicchio risponde presente. Ceccon affrontato da Ruzzene, gli ruba molto bene il pallone, numero 8 che va via sull'out di sinistra, al centro c'è Petri che non deve fare altro che appoggiare il pallone in porta per il 0-3 del Mestre Fenice, che in questo primo tempo ha creato e consolidato la sua supremazia. Grigolon prova lui a cercare uno spiraglio, Martinez, il passaggio sbagliato ancora, però il numero 8 rinviene sul pallone con il mancino, ci mette una mano Zanotto e fa un miracolo. Mestre Fenice avanti di 3 reti qui al Palavalle. Carignato, Grigolon cerca l'appoggio di Zecchinello, prova a liberare il destro, questa volta il pallone finisce sotto il 7 dove Zanotto non può arrivare, la riapre il Maccamprata. Le speranze al Maccamprata di poter ripartire ed eccolo qui il sesto fallo da parte di Zecchinello. Seguiamo il tiro libero, la rincorsa di Mazzon con il destro, è chirurgico il capitano del Mestre Fenice, aveva intuito Verdicchio ma non è riuscito ad arrivarci. 4-1 poker del Mestre Fenice. Allora può prendere la rincorsa Martinez con il destro, il palo di Martinez, affida a Mazzon che poi cerca in profondità Bui, in qualche modo riesce ad andare via, spatafora molto bene, poi il pallone in mezzo, rischiava un altro autogol il Maccamprata. Grigolon dalla parte opposta lascia partire un destro che però non trova la porta. Intanto è iniziato anche il secondo tempo. Non riesce però a girarsi il pivot, perde il controllo del pallone, poi Vailati, dolce in profondità per Mazzon, a cui non riesce il tocco morbido con il destro. Poi va via molto bene sull'out di destra, Bui deve fare gli straordinari, Verdicchio. Vailati per Ruzzene, Galliani dalla parte opposta, affrontato da Carignato, si libera il destro e poi il rimpallo sul palo, inganna Verdicchio. Ancora una volta Mestre che firma con Galliani la cinquina. Ceccon, si muove Zecchinello, poi il destro improvviso non inganna Zanotto, sarà calcio d'angolo battuto da Martinez verso Ceccon, il pallone sporcato verso la porta, difesa da Zanotto, inganna l'estremo difensore e il Maccamprata fa 2-5. Va via ancora però molto bene Ruzzene, cercare Mazzon e poi la rete del numero 8 che porta a 6 i gol del Mestre Fenice. Aveva fatto tutto molto bene Mazzon, ci aveva messo la mano Verdicchio, ma poi il più lesto di tutti è proprio Ruzzene. Per Mazzon ancora molto bene il Mestre Fenice, non riesce il Maccamprata a liberarsi, poi Galliani dalla parte opposta per Mazzon, il più facile dei gol per il capitano del Mestre Fenice che firma il 7° gol di questa gara.
Maestria Fenice straripante, ha consolidato il dominio. C'è Zecchinello in area di rigore con la casacca di portiere in movimento. Bottosso 2 volte, il pallone rimane lì, non riesce ad arpionarlo Grigolon. Allora può andare Galliani che trova la porta spalancata, ma prende il palo. Grigolon si aggiusta il pallone, trova la rete del 3-7 con l'uomo in più, il Maccan-Prata accorcia le distanze a 4 lunghezze di guida dalla parte opposta. Bottosso, Zanotto ci deve mettere le mani, poi Khalil, attenzione perché Mazzon con il destro la traversa, gli dice di no. Un monumentale Galliani di guida, carica il destro, una bordata del numero 10 porta il risultato sul 4-7. Bottosso in profondità, il pallone però non arriva. Galliani nell'ultima azione di questo match, Mazzon la chiude lui sull'8-4, lascia scorrere il tempo rimanente. Il Maccan-Prata che adesso è in una vera e propria crisi di risultati. Una importantissima e meritatissima vittoria maturata qui al Palavalle di Vallenoncello. 8-4 è terminato il match contro il Maccan-Prata.